When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. Can't take the DJ. To my praise from up above. Signore e signori, buonasera. Le nostre immagini vi giungono dal Country Club. Siamo a Gragnano, nel comune di Capannori, per la 17ª edizione del Premio Fedeltà allo Sport. Accanto a me le due Miss, Corina e Pilar, che stasera presenteranno i vari ospiti presenti. Sono tantissimi, come ogni anno, gli ospiti che sono venuti qui per questo 17° premio di fedeltà allo sport, ma ora partiamo con le interviste e poi con le premiazioni. Roberta Bruni, campionessa italiana junior del salto con l'asta, non solo italiana ma diciamo anche bronzo ai campionati mondiali di Barcellona. Questa premiazione, questo invito a Lucca, come l'hai accolto? Beh, sicuramente è un grande onore. Ho visto che molte persone importanti dello sport, lo stesso Pietro Mennea, hanno partecipato e hanno ricevuto il premio, quindi essere paragonati o comunque sia vivere un'esperienza come l'ha vissuto lui è un grande onore. E ringrazio tutti per l'invito. Senti, un atleta junior che si trova a gareggiare con atleti che hanno qualche anno di più, com'è stato questo impatto per te? Beh, sicuramente vivere i campionati italiani ad Ancona assoluti, quindi trovarmi in gara con persone più grandi, ma lo stesso europeo di Göteborg quest'inverno mi ha aiutato a crescere, a vivere l'atletica in un modo diverso, perché non soltanto a livello giovanile ma a livello assoluto si vive completamente in un altro mondo e ci sono emozioni, bisogna riuscire a resistere alle forti emozioni, alle aspettative soprattutto di noi stessi, e non sempre si dà il massimo, però comunque sia si cresce sempre. Le prospettive, diciamo, quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi, diciamo, nell'atletica vengono d'ora in avanti in questa stagione 2013. Che obiettivi hai quest'anno? Beh, sicuramente i campioni italiani i primi di giugno a Rieti e gli europei sempre a Rieti, under 20 a Rieti, dove io in teoria dovrei essere la favorita, però non diciamo niente, e i campionati del mondo a Mosca ad agosto. Fabrizio Donato, campione europeo indoor del salto triplo e soprattutto ricordiamo a Londra medaglia di bronzo. La premiazione che ti ha accolto qui a Lucca, che tra poco faremo, credo che ti abbia fatto particolarmente piacere. Sì, grazie per l'invito, è veramente un onore per me essere qui quest'oggi e condividere con voi questa premiazione, questo momento, questa gioia. Credetemi, di premi ne ho ricevuti molti, soprattutto quest'anno dopo il bronzo olimpico chiaramente, ma un premio così sentito, così voluto come quello di Lucca, credetemi, non mi era ancora capitata. Dicevo alla tua collega di atletica, quali sono gli obiettivi che ti aspettano in questo 2013? Beh, questo è un anno importante, arrivo in questo 2013 con una medaglia molto importante, molto pesante addosso, quale il bronzo olimpico, quindi devo riconfermarmi e devo difendere ovviamente la mia medaglia. L'obiettivo principale sicuramente sono i mondiali di Mosca, dove cercheremo di arrivare il più lontano possibile. E poi ricordiamo che ci sono i giochi in Mediterraneo, campionati di società con le mie fiamme gialle, la Coppa Europa, una stagione piena di gare con la speranza di tanti successi. Ecco, però l'anno dopo le Olimpiadi di solito in atletica molti scaricano, diciamo così. Ecco, hai fatto così anche te o diciamo il bronzo olimpico ti ha ulteriormente caricato per fare alla grande anche questo 2013?
Nel mio caso forse mi ha caricato. Non ho potuto partecipare all'indoor quest'anno perché ho avuto un problema fisico e quindi quella carica l'ho mantenuta per la stagione all'aperto. Ormai siamo alle porte e cerchiamo di mantenerci ancora calmo per qualche settimana per poterci poi esprimere al massimo in pedana. Questo personaggio per me non ha bisogno di presentazioni perché è Carlo Coronato, il presidente del pedale Lucchese Poli, da 32 anni presidente, però credo un riconoscimento come quello di stasera che ti ha dato Valternieri sia particolarmente, forse non te lo aspettavi. No, veramente non me lo aspettavo anche perché la mia attività di presidente soprattutto è suffragata proprio da Tomei e da Poli, perché io sono più diciamo un simbolo che non proprio uno che lavora come fate voi giornalmente, lo devo riconoscere pubblicamente. Però un'immagine che ormai dicevo è da 32 anni presidente, credo che ci sia ormai un matrimonio con Poli che veramente ha dato grande soddisfazione a ambedue. Sì, quello sì, perché la collaborazione parte da lontano, anche diciamo dagli fine anni 70 già, quando come cicloamatore anch'io partecipavo alle corse organizzate da Poli, la Lucca-Roma famosa, ecco. Giampaolo Ormezzano, ricordiamo direttore di Tutto Sport, personaggio conosciutissimo. Io approfitto della sua presenza per questo. Stasera abbiamo tanti ex calciatori del Torino. Io mi sono posto, non sono un grande esperto di calcio assolutamente, però mi sono posto questa domanda: come nasce il fascino del Torino e questo amore che credo forse per nessun'altra squadra italiana venga? Credo che lei sia la persona, visto che ha lavorato a Torino tanti anni e conosce meglio di tutti. Per squallide ragioni anagrafiche sono anche un testimone diretto. Io ho visto giocare tutte le partite giocate nel dopoguerra a Torino dal grande Torino, tutte vinte o pareggiate. Ecco, l'errore è dire ex giocatori del Torino, ex. Non c'è l'ex giocatore del Torino, c'è gente che ha giocato nel Torino ed è giocatore del Torino a vita. Emblematico di questo è uno che è stato portiere di squadre che hanno vinto il titolo italiano, un certo Garella, il nome vi dice qualcosa? Sì. Lazio, Napoli, poi anche Sampdoria. Ha messo la maglia del Torino 3 minuti, si considera giocatore del Torino, non ex giocatore del Torino. Il perché? Il perché è fin troppo facile, perché nell'Europa delle macerie il Torino per l'Italia quantomeno fu la personificazione di una volontà e di una voglia per bene, dico importante, una voglia per bene di rifarsi, di costruirsi, di rialzarsi, e divenne l'interprete fin troppo facile. Ecco, io ho lanciato nel ciclismo uno slogan che ha avuto una certa fortuna, Merckx il più forte e Coppi il più grande. Perché il più grande è Coppi? Curiosamente poi tifoso del Torino era, neanche curiosamente, normalmente, fisiologicamente. Ecco, perché Coppi il più grande? Perché aveva un fondale che era l'Europa delle macerie che Merckx non aveva. E Merckx il più forte perché la dinamica dello sport presuppone che quello che arriva batte il record di quello che c'è prima. Per avere un Merckx grande come Coppi ci sarebbe voluto un'altra guerra e francamente non vale la pena. Per avere un'altra squadra come il grande Torino ci vorrebbe un'altra guerra, un'altra Europa distrutta, un'altra nazione in ginocchio, francamente forse un po' il prezzo un pochettino alto, tutto lì. Non è niente di sensazionale, diventa sensazionale perché il fluire del cosiddetto progresso, che poi non è più progresso oramai, è elettronificazione del mondo, di noi stessi, dei nostri pensieri, delle nostre dita da computer, delle nostre teste, oramai impreziosisce il mito, cioè si fa archeologia facilmente proprio perché non c'è il modernismo, è povero, è spento. Ricordiamoci una cosa: l'uomo è andato sulla Luna, ci è andato un po' di volte. Da quando si è spento il televisore sulla Luna non gliene è fregato più niente a nessuno, assolutamente nulla a nessuno da andare sulla Luna. Nel 1500 giù di lì Ludovico Ariosto mandava sulla Luna nell'Orlando Furioso Stolfo con l'ippogrifo, piena finzione, con un cavallo alato. Bene o male, a me piace pensare ancora adesso che sulla Luna c'era Stolfo e non Neil Armstrong, quello del luglio del 69 a Houston, e vasti dintorni, ecco. Io la ringrazio e un'ultima cosa, stasera riceve questo premio, come l'hanno ricevuto
tanti sportivi di tanti sport. Credo che questo sia un modo per riconoscere a tutti gli sport una loro dignità e la loro importanza. Sì, io vorrei però dire una cosa, approfitterò del premio per diffondere la mia tesi, purtroppo tragica, triste, no tragica, dimessa, sullo sport che non è più il veicolo di una volta di buoni sentimenti, di rispetto delle regole, di buoni comportamenti, ma è il veicolo di qualsiasi licenza, qualsiasi sospensione di ogni codice morale, penale, civile. Insomma è diventata una cosa, non dico migliore o peggiore, completamente diversa. Però vorrei dire una cosa a proposito personale. Io sono terrorizzato dai premi. La mia vita è tesa a far sì che nessuno mi prenda sul serio. Ho 8 nipotini, 7 3/4, l'ottava è in arrivo, che vengono cresciuti con rigoroso monito a non prendere sul serio Popallo, neanche il nonno. Nonno è già una parola troppo pesante. Io non mi piglio sul serio, a me è andata solo bene. Lo sport mi ha dato tanto, sono in debito. Non credo di essere un competente, o lo sono di nuoto, sport di cui non frega niente a nessuno. Noi giornalisti sportivi in linea di massima siamo un colossale bluff a cui Gianni Brera ha dato dignità letteraria e dobbiamo essere grati, come gli allenatori di calcio devono essere grati tutti a Elenio Herrera, che ha dato dignità anche contrattuale al ruolo, che era un altro bluff enorme. Ecco. Siamo dei grandi bluff, abbiamo approfittato della voglia di sport che c'è dentro la gente italica, specialmente per concimarla. Ho detto concimarla, non fertilizzarla, e avanti così. C'è ancora gente che mi piglia sul serio, ma io faccio tutto il possibile per non essere preso sul serio, a cominciare dai comportamenti di me stesso. Mi rido addosso tutto il giorno, ecco. Credo sia il modo migliore di affrontare la vita. Ma non so se è il migliore o il peggiore. Io voglio, innanzitutto, in me è sincero, inevitabile, e poi ho smesso di fare le categorie migliori e peggiori. Uguale e diverso, ecco, uguale e diverso. Vedo i miei nipoti che fluiscono verso una vita tutta uguale, con le stesse nozioni dispensate dal mostro elettronico che si chiama computer, che ragionano come parlassero con i messaggini. Ecco, quando, come mi è capitato, una mia nipote di 3 anni meno un mese, per dirmi no, mi ha invece detto serenamente nonno vaffanculo, sono stato felice. Ecco. Grazie. Anche se è un record del mondo pigliarsi un vaffan da una nipotina di 3 anni meno un mese, ma almeno è stata se stessa, è stata sincera. Stefano Mei, ex campione europeo dei 10.000 e argento dei 5.000. Stasera tanti atleti o ex atleti, credo che stasera ci sia un grande gruppo di ex atleti o di atleti di atletica leggera qui alla festa al Country Club. Sì, sai, io faccio parte, non dico della storia, quasi della preistoria, perché si parla del secolo scorso, quindi c'è poco da fare. Ovviamente io quindi un premio alla carriera, se si può dire così, mentre invece per Fabrizio Donato, terzo alle Olimpiadi di Londra la scorsa estate, e per Roberta Bruni, che del salto con l'asta femminile sta facendo mirabilie, terza anche lei ai mondiali junior quest'estate a Barcellona. Loro sono i veri protagonisti. Io l'amicizia che mi lega a Walter mi ha dato modo appunto di essere qui anche questa sera. Ho dato dei consigli su quelli che potevano essere i giovani più interessanti, in questo caso Roberta Bruni. E poi chiaramente Fabrizio Donato non c'era bisogno di segnalarlo, perché è stata la nostra unica medaglia per l'atletica, che io tra l'altro ho seguito con Sky, è stata l'unica medaglia dell'atletica leggera italiana a Londra. Solo Walter poteva mettere su questa sarabanda di campioni, chiaramente qualcuno con qualche anno di più, io diciamo sto nel mezzo, ce n'è qualcuno un pochino più adulto di me, ecco, non diciamo più vecchio. E è ovvio che sono cose belle, ma difficilmente, io chiaramente ho partecipato a tante di queste manifestazioni, difficilmente riesci a vedere così tanti campioni tutti insieme come riesce a mettere insieme Walter. E il fatto stesso che questo premio sia aggiunto a, mi sembra cos'è, la 17ª edizione, testimonia, ecco, e sempre con questo livello alto. Ricordo tra gli altri Pietro Mennea, per ovvi motivi lo ricordo, oltre ad essere un amico scomparso da poco, poi Eddie Merckx, Paolo Rossi, De Vlaming,
tutti i campioni che avevano fatto veramente la storia dello sport. È ovvio che il fatto che qualcuno ogni tanto si ricordi anche di quelli che hanno smesso ci può fare altro che piacere, però paradossalmente questa non diventa una vecchia rimpatriata tra vecchi campioni, perché Walter appunto riesce a dare questo tocco di familiarità e di originalità che fa di questo premio secondo me uno dei più carini, ecco, senza esagerare, carini d'Italia. Veramente ne ho visti tanti, ma questo è uno tra i primi. Francesca Lanciano, primatista europea juniores di salto triplo, stasera qui trovi tanti ex campioni e tanti atleti giovani che come te sono sulla rampa di lancio. Sei emozionata? Sì, sicuramente ringrazio Walter perché per me è un onore essere qui e lo ringrazio per avermi fatto questo invito e sono ancora più contenta perché ricevere questo premio è un onore per me, riceverlo insieme a dei campioni come Fabrizio Donato e a ragazzi così promettenti come Roberta Bruni è veramente meraviglioso. Guarda che qui molto spesso sono venuti dei giovani che poi hanno fatto una grande carriera, noi ti auguriamo di fare altrettanto. Noi ci proveremo, ci impegneremo sempre al massimo e speriamo di raggiungere i risultati che sono stati raggiunti da questi campioni. E a questo punto sentiamo dal tuo preparatore Raimondo Orsini come cresce questa ragazza? Beh, è una ragazza che è cresciuta bene, l'alleno ormai da quando aveva 12 anni, 11 anni, 12 anni, si presentò al campo. Era una ragazza minutina ma tanto vogliosa di emergere, di crescere. E per me è stata facile allenare perché è una ragazza che si sottopone agli allenamenti duri che io gli propongo e sempre con il sorriso e con la felicità di allenarsi. Oltre a lei hai anche altri atleti, lo vuoi ricordare, di cui sei il preparatore e diciamo, il direttore sportivo, diciamo così? No, sono allenatore di un gruppo di ragazzi e di Daniele Greco, un ragazzo che attualmente ha i vertici mondiali insieme a Fabrizio Donato del salto triplo mondiale e recentemente ha vinto i campionati europei a Göteborg in Svezia in marzo e è arrivato quarto alle Olimpiadi proprio subito dietro Fabrizio Donato. E poi uno stuolo di ragazzini, anche loro avviati verso una carriera promettente, io mi auguro. Io approfitto per fare un'altra domanda. Lei diceva che questa ragazza ha sempre il sorriso sulle labbra. Ormai un paio di mesi fa è morto Pietro Mennea e una delle colpe che qualcuno gli ha fatto è che lui il sorriso lo aveva poco. Ecco, ritiene che la sua vicinanza a questi ragazzi, il sorriso sia qualcosa che avvicina forse di più questi atleti anche al grande pubblico? Beh sì, è fondamentale anche perché non tutti i momenti dello sport sono di gioia, ci sono dei momenti di tristezza, anche di risultati che non vengono, di attese e quindi se non c'è una buona predisposizione d'animo naturalmente si accetta di malgrado un infortunio piuttosto che un risultato poco eclatante. Ed ora ho qui accanto a me il presidente onorario Stefano Gori, ma approfitto anche per presentare le nostre due miss, Pilar e Corinna, che tra l'altro voglio ricordare che sono vestite oggi con l'abbigliamento Bina, che ha fornito l'abbigliamento alle nostre due miss. Allora Presidente, ogni anno ci troviamo qui a questa premiazione, sono già passati 17 anni, però diciamo, l'entusiasmo che vediamo qui intorno sembra sempre il solito. È sicuramente sempre il solito perché ogni anno personaggi importanti. Walter è un vulcano, è uno tsunami, lui è nel suo campo. Portare grandi personaggi da 17 anni ad oggi nella nostra provincia di Lucca, io credo che sia l'unico a poter fare una cosa del genere. È riuscito a portare oltre, non so, 400, 500, 600, 700 personaggi a livello mondiale e quindi non è facile, lui è un vulcano. Credo che una persona così non si trova da nessuna parte. Allora, venendo invece all'attività di Stefano Gori, fai ancora qualcosa e a che livello? Beh, sicuramente ho conquistato 3 titoli italiani ai campionati indoor recentemente ad Ancona, nei 60, nei 200 e nei 400
e adesso mi presento proprio fresco nei prossimi giorni a Grosseto, dove parteciperò ai campionati nazionali nella specialità dei 100, 200 e 400. Noi facciamo tanti auguri per una buona stagione. Beh, speriamo in bene, in bocca al lupo a tutti, a tutti i personaggi che continuano a fare attività sportiva, e crepi il lupo. Umberto Stefani è un socio onorario del Premio Fedeltà allo Sport, e come ormai vi stiamo dicendo da un po' di tempo, Walter è riuscito a mettere insieme anche quest'anno un cast eccezionale. Sì, è stato veramente grande, come al solito. Naturalmente non ci sono le parole per ringraziare questo signore che tutti gli anni ci fa vedere cose sempre nuove, sempre più importanti, e accredita non solo quello che sta facendo, ma accredita anche la città di Lucca, che veramente deve essere orgogliosa di avere un personaggio di questa taglia qui. Quest'anno abbiamo poi grossi personaggi, grosse persone dello sport, vecchio e nuovo, quindi io ritengo che veramente debba dargli tutti gli onori a questa persona che veramente riesce a dare il massimo e a farci godere questi spettacoli che non sono più troppo alla portata di tutti, perché sono sempre più vengono sempre meno fatti per molte ragioni, fra cui anche quelle economiche, diciamo, via. Silvano Benedetti, un ex calciatore di Lucca, che però ha fatto, diciamo, la sua carriera a partire dal Torino e poi altre squadre di Serie A. È la prima volta che torni a Lucca per ricevere un premio? Sì, devo dire è il primo premio da lucchese che ricevo, ne sono orgoglioso, sono felice, e poi quando ritorno a casa per me è veramente sempre una festa. Torni a casa, però diciamo ormai ti sei stabilito a Torino e hai giocato diciamo in Serie A prima di tutto nel Torino, e ormai, come succede spesso, come dicevo prima con Ormezzano, chi va nel Torino poi rimane lassù. Sì, sono stato prelevato dall'età di 13 anni e ho vissuto praticamente 30-35 anni a Torino, ho fatto famiglia, e poi è normale che poi adesso come lavoriamo ancora nel settore giovanile del Torino, quindi diciamo siamo rimasti attaccati alla maglia, anche se il cuore comunque è sempre a Lucca. Ecco, quando sei tornato a Lucca, come l'hai trovata Lucca? Visto che in questi anni noi diciamo che è cambiata molto. Sì, devo dire che per chi sta fuori da Lucca è cambiata molto, è diventata ancora più bella di quello che era, si è ancora di più modernizzata, e ne sono, come ho detto prima, orgoglioso di questa città meravigliosa. Visto che collabori col Torino, il Torino è, diciamo, nella storia è la squadra forse più amata in Italia, però negli ultimi anni non riesce più ad arrivare a quei livelli che aveva prima. Come mai? Perché comunque non è facile, oggi ci sono delle potenze anche economiche non indifferenti, però il Torino è sempre lì, pronto a combattere ogni domenica per far valere la sua maglia, come sempre. Dicevo, stasera è la serata degli atleti del Torino e non poteva mancare Paolino Pulici. Paolino Pulici, il bomber, diciamo, per eccellenza del Torino degli ultimi 30 anni. Beh, questo è un grosso complimento che mi fa. No, diciamo che io ho avuto la fortuna di avere un ruolo un po' particolare, ero quello che finiva il lavoro della squadra, e il fatto di essere riuscito a fare tanti gol vuol dire che la squadra mi ha dato la possibilità di realizzarli, e questo è importantissimo. Diciamo che l'ultimo grande Torino, se così vogliamo dire, è proprio quello di Pulici e Graziani. Poi dopo non c'è stata più la possibilità di vedere una squadra all'altezza del vostro tempo. Ma diciamo che dopo il grande Torino noi siamo riusciti a rifarlo ricordare con un certo orgoglio dai tifosi granata. Dopo di noi, diciamo, sì, c'è stata la squadra di Mondonico che era riuscita ad arrivare in finale in Champions League, e purtroppo non ce l'ha fatta con l'Ajax a vincere, se no diciamo che non era lo scudetto, ma era un altro traguardo importantissimo. Ricordavo prima il legame di tutti coloro che hanno giocato nel Torino alla squadra del Torino, no? Al nome del Torino. Ecco, cos'è che la lega di più al Torino come società? Ma la cosa più bella che, tra virgolette, posso dire senza essere smentito,
è che quando ci troviamo noi giocatori del Toro che abbiamo giocato con quella maglia ci sentiamo in famiglia. E al giorno d'oggi far presente una cosa del genere non è tanto semplice, anche perché purtroppo nelle squadre di oggi i giocatori non giocano molti anni con lo stesso colore, cambiano molto spesso, quindi non si affezionano e non viene dato quel qualcosa in più che normalmente noi davamo, ma non solo noi del Toro, anche quelli delle altre squadre, perché eravamo affezionati a quella maglietta. Forse noi un qualche cosina in più per la tragedia di Superga, non dimentichiamo la morte di Meroni che è stato un altro colpo grosso per la squadra. Quindi tutte queste, diciamo tra virgolette, disgrazie hanno aiutato a creare un ambiente molto più unito e molto più compatto. Oggi lei è a Lucca, ma deve sapere che stamattina c'è stata una manifestazione giovanile e c'era anche Graziani a Lucca. Vuole sapere quant'è che non lo incontra e quant'è che non vi parlate? Ma che non sento Ciccio saranno almeno 2 o 3 anni, forse di più, però questo non è un problema. Sono sicuro che se c'era la possibilità di incrociarci, chi ci vedeva diceva voi vi siete visti ieri sera, anche perché questo rapporto è rimasto sempre molto valido e molto bello. Stasera è la giornata degli atleti, degli ex atleti del Torino. Qui abbiamo Natalino Fossati. Credo che vedere tanti suoi ex o diciamo atleti del Torino sia stata una bella soddisfazione. Beh, soddisfazione innanzitutto perché li vedo e magari da qualche anno che non li vedevo più, a parte Pulici che rimaniamo sempre in contatto, ma magari Danova, Benedetti e qualcun altro che è parecchio, magari che Toschi, Pippo è già da un po' che viene a vedere le partite a Torino, quindi lo vedo spesso, però altri che non vedevo da un po'. Certamente fa sempre un po' effetto, ma nel medesimo tempo ti fa piacere. Devo dire che stasera anche il riconoscimento che le hanno voluto dare qui a Lucca credo che le faccia anche particolarmente piacere, perché si ricordano ancora, e non solo a Torino, di lei. Ma io direi che qui in Toscana io ci vengo sempre molto volentieri, anche perché nel mio dopo carriera da giocatore ho avuto 3 esperienze con 3 squadre allora di C2 e C1, cioè il Pontedera, la Rondinella e la Pistoiese. Quindi in Toscana ho tanti amici, direi che mi sono avvicinato molto ai toscani ed è una terra di conquista e poi di grande sport, non solo di calcio ma anche di ciclismo. Mauro Macera, attualmente consigliere comunale a Lucca, ma diciamo l'abbiamo sempre visto qui al Premio Fedeltà allo Sport, un amico di questo premio. Certo, sono molto contento, ormai questa è una manifestazione che sta veramente aumentando anno per anno in maniera concreta ed è sempre una soddisfazione venire perché c'è la possibilità di rincontrare campioni del passato e speranze del futuro, e quindi io credo che ancora una volta sia stata azzeccata questa manifestazione che porta a Lucca tanti sportivi e quindi positivamente. Luigi Danova, altro ex del Torino, dicevo stasera sembra quasi una festa solo per il Toro. Beh sì, sono belle queste feste, per noi ritrovarci così dopo tanti anni anche con i tifosi che non so, quindi parliamo già di 30 anni fa, 25-30 anni, quindi noi, Pulici, questi qua siamo, quindi ritrovare gli amici, ti ricordi quando ti ricordi quel viaggio, cioè sono cose bellissime e fa piacere perché i tifosi del Toro veramente meritano queste qui perché sono molto molto attaccati alla squadra. Dicevo prima i ricordi, ecco, qual è un ricordo che magari torna spesso quando vi ritrovate? È purtroppo che quel signore là, vede, che si chiama Pulici, che mi ha fatto gol di testa in tuffo, l'ultima partita del 74-75 che hanno vinto lo scudetto, io ero nel Cesena, c'era Torino-Cesena, ultima partita di campionato, e quel signore là con un cross di Graziani in tuffo di testa a questa altezza qua, che ancora un po' gli dà un calcione in faccia. È riuscito a fare gol dell'1-0 e poi invece Mozzini ha fatto autorete 1-1, loro hanno vinto lo scudetto e il Cesena in quell'anno lì è andato in Coppa UEFA, quindi era un traguardo per noi, e loro non avevano l'unica partita pareggiata che quel signore là che mi ha fatto l'unica partita
pareggiate in casa, le hanno vinte tutte e hanno pareggiate con noi. Quindi quel signore là non gli ho dato un calcio perché qualcosa si sentiva, sembrava che il prossimo anno andavo di là, no? Però dopo l'esperienza, diciamo, l'anno dopo però è andata al Torino, quindi diciamo siete trovati compagni di squadra. Sì, dopo io ho fatto 10 anni, siamo stati 5-6 anni insieme con Paolo, è un ragazzo eccezionale, a parte il giocatore che è stato, ma anche come ragazzo era una famiglia, il Torino era una famiglia veramente, tutti i giocatori con le mogli, si andava a mangiare dopo la partita tutti insieme, cioè, era veramente, ora non penso che siano ancora così, perché una volta, a parte che eravamo proprietari della società una volta, adesso sono tutti che hanno lo svincolo, fanno 2 mesi di qua, 3 mesi da un'altra squadra, quindi non puoi più legarti alla stessa squadra. Invece noi, se andavi bene, facevi 5, 6, 8, 10 anni, cioè come minimo. Giampaolo Bianchi, che è l'autore della Sfinge e anche delle litografie. Ormai credo che la Sfinge, se non la fa Giampaolo Bianchi, non esiste più. È difficile dire di no a Walter perché è un po' come i ragazzini, insiste talmente che se non gli dici di sì non te lo levi più di torno. Però credo che sia anche un piacere tutti gli anni creare questi premi che poi vengono ritirati da atleti, ripeto, importantissimi sicuramente. Ma io quello che dico lo dico naturalmente con un grande affetto e una grandissima simpatia. Walter capisce benissimo il mio linguaggio, è una cosa di cui sono onorato. La litografia di quest'anno è nata come studio per dei quadri che andavano nelle suite della Costa Magica e ho elaborato, là c'erano delle cose sul notturno e questa volta l'ho fatte più aeree, più giornaliere, e all'incontro di due fate con questi seni nudi, è una cosa vagamente erotica. E ora la vedremo tra poco quando verranno consegnate. Senz'altro. Carmine Ruggero, che è direttore del Country Club che ci ospita qui a Gragnano, che ospita questa manifestazione anche quest'anno. Credo che ormai il binomio, diciamo, tra Country Club e questa premiazione sia, non dico indissolubile, ma ormai sia veramente saldo. Sì, si va un po' consolidando perché è già il 4º anno che Walter ci sceglie come location, siamo felicissimi, è un grande successo e abbiamo molto piacere di ospitare tutte queste personalità. Dobbiamo dire che comunque il Country Club è un hotel che ha spesso la presenza di tanti atleti quando ci sono tante manifestazioni, ricordo i campionati europei di ciclismo, ricordo varie gare a tappe, quindi diciamo c'è una grande vicinanza tra lo sport e il Country Club. Sì, è un ambiente che si presta a queste occasioni, grandi manifestazioni e noi siamo felicissimi di essere scelti. La signora Carla Maroso era la moglie di Virgilio Maroso che ricordiamo nella tragica notte di Superga ci lasciò col Grande Torino. Dicevo, qui stasera tanti ex atleti del Torino e il fatto che lei sia presente credo che sia un ulteriore riconoscimento a quella squadra di cui suo marito era componente. Sì, e poi siamo tutti molto uniti. Io voglio bene a tutti i tifosi e ho continuato a essere nel giro del Torino, del museo, del nostro museo, del Grande Torino e della memoria storica Granata. Seguo molto tutto, ho dato tutto quello che avevo di mio marito, tutti i ricordi, perché è più giusto che siano in un museo che nella mia casa. Io ce l'ho già nel cuore. E ora le voglio ricordare una cosa triste, ma sicuramente che, ecco, come venne a conoscenza dei tragici fatti di Superga? Io ero a casa di mia madre perché quando lui andava in trasferta non mi lasciava mai a casa da sola, mi portava dalla mia mamma, erano circa le 5, no, un po' più delle 5. Venne a casa mio padre e dice: ma come siete qui, non sapete niente? Non avete sentito niente? Ma cosa dovevamo sentire, papà? Dice: guarda, si dice in giro che sia caduto un aereo sulla collina e che sia quello del Torino. Dico: ma papà, non dire sciocchezze, per favore, cosa vuoi?
doveva telefonarmi appena arrivato, tra poco mi telefonerà, così. Poi ci ho ripensato ovviamente, ho provato a telefonare al Torino, era sempre occupato. Allora la mia mamma, siccome abitavamo proprio la stessa via di Via Alfieri che proseguiva oltre il corso, oltre la piazza San Carlo, allora la mia mamma mi dice dai andiamo al Torino a vedere. Arrivo davanti alla sede di Via Alfieri 6, pieno così di gente, mi lasciano passare e arrivo al primo piano, c'era il Bachmann, un giocatore del Torino che era passato come segretario al fianco del ragionier Giusti, e quando l'ho visto che era lì che piangeva sulla scrivania con le mani così, allora ho capito, c'è più niente da fare. Io la ringrazio della sua testimonianza e soprattutto la ringrazio della sua presenza qui a Lucca. Grazie mille e molte grazie anche a voi, a queste belle ragazze. Giovanni Toschi, un lucchese di Porcari se non sbaglio, che ha giocato per tanti anni nel Torino e, come ci diceva prima Walter Nieri, per merito di un suo gol dopo tanti anni il Torino torna in testa alla classifica dai tempi del Grande Torino, quindi credo una soddisfazione e un legame col Torino che è rimasto e questo lo ha ancora più consolidato. Sì, veramente quel giorno lì è stato un gol, diciamo, che è rimasto un po' nella storia, perché diciamo il Torino non andava più in testa alla classifica da Superga, modo che era 23 anni. Insomma, andare in testa alla classifica, diciamo, a pari con la Juve, penso sia stata una soddisfazione incredibile per tutti i tifosi del Toro, che quel giorno lì erano una grande festa veramente. Gli sportivi lucchesi le ricordano anche quando giocavano nella Lucchese, ecco, che legame e che ricordi gli rimangono di quel tempo lì? Ma Lucca è stato, diciamo, l'inizio della carriera, è stata un'esperienza veramente importante per me, perché mi ha aperto un po' le porte, diciamo, del grande calcio, del calcio professionista, anche perché, insomma, essendo di Porcari, giocando nella Lucchese, in una società storica come la Lucchese, per me è stato un onore veramente grande. Attualmente qual è il suo legame col Torino? Vedo con tanti ex atleti, vi trovate spesso? Sì, ogni tanto vado a Torino a vedere delle partite, ci troviamo, andiamo a mangiare insieme, si va a vedere la partita, a volte si fa anche delle partite così ex, diciamo, giocatori, insomma, tanto per divertirci un pochino. Gianfranco Guidi, socio onorario del Premio Fedeltà allo Sport, sono 17 anni, ma ogni anno c'è sempre qualcosa di più bello e più interessante. No, sempre qualcosa di più interessante. Ogni anno ha sempre cresciuto e sempre merita questa manifestazione, perché è sempre molto più bella e molto più grande. Pezzi nuovi, elementi nuovi che vengano, e sei molto interessante, molto più bella ogni anno. Quindi diciamo che siamo a 17, ma la voglia di andare avanti è anche per tanti anni. La voglia di continuare ancora, speriamo di continuare ancora per tanti anni, e che ci sia sempre la volontà, come quella del Nieri, di poter tirare avanti questa manifestazione, che perdendo lui non so se poi ci si farà ancora continuare in questa manifestazione, che è molto interessante, però ci vuole sempre le persone che tirano avanti questa cosa. Fabio Orlandi, presidente del Consiglio Comunale di Altopascio, che è partner di questa manifestazione, un legame tra il Comune di Altopascio e il Premio Fedeltà allo Sport che, diciamo, si sta consolidando di anno in anno. Sono già diversi anni, sì, che abbiamo questo rapporto. Il Premio Fedeltà allo Sport è sicuramente un momento di assoluto rilievo nel panorama sportivo del nostro territorio, della nostra provincia, ma non solo, e quindi credo che sia giusto sostenerlo in modo convinto. È un'occasione dove si possono incontrare i grandi campioni, quelli che danno l'esempio, grandi campioni del passato, del presente, alcuni giovani che speriamo lo diventino nel futuro, e poi anche l'occasione per dare la giusta vetrina a tanti sport che delle volte si dice minori, non sono assolutamente minori, ma è innegabile che magari possono avere una visibilità diversa rispetto agli sport più conosciuti come il calcio e via discorrendo, e che qui hanno una giusta valorizzazione, unitamente al fatto
che in queste serate anche gli sportivi veri, quelli che a livello dilettantistico, a livello amatoriale, sul territorio rappresentano veramente il sangue e la carne di questo movimento sportivo, hanno la giusta vetrina, quindi un momento sicuramente importante da sostenere. Complimenti a Walter Nieri che da diversi anni fa salti mortali per organizzare questo premio e che io noto è veramente ambito, perché tutti tengono sia a livello locale ma non solo ad avere questo riconoscimento. Di cui sono passati tutti, si può dire, i più grandi campioni di tutte le discipline, quindi un premio sicuramente riconosciuto a tutti i livelli. Felice della Maggiore, socio onorario fin dalla nascita del premio Fedeltà allo Sport, che si ripete ogni anno, di solito nel mese di maggio, però ogni anno è sempre nuovo con tanti personaggi nuovi. Sì, io gli ultimi 2 anni sono mancato per problemi di lavoro, però in questi anni qui è sempre andato crescendo, ha fatto sempre delle cose bellissime, ha portato qui nel nostro paese personaggi di prima qualità. Speriamo che riesca a mantenersi così, che fa delle belle cose. Patrizia Spuri, ex campionessa italiana della 4x400, ancora comunque legatissima all'atletica. Legatissima perché in casa sono la moglie di Fabrizio Donato e quindi per forza devo essere legata all'atletica. Io ho smesso da 3 anni, però ho dei ricordi bellissimi e non posso che essere contenta di quello che ho fatto e di quello che oggi sta facendo Fabrizio. A proposito di Fabrizio, l'emozione delle Olimpiadi? L'emozione è stata grande, purtroppo io stavo a casa perché lui ha vissuto un periodo di infortuni e non era sicurissimo di andare. Alla fine gli ho detto tu vai e vedi quello che puoi fare. Vederlo dalla televisione mi ha emozionato tantissimo e a me ha dato quella forza che penso ogni atleta vorrebbe avere. Essere moglie, avere in casa un atleta, essere un ex atleta fa sì che spesso si parli più di sport che di tutto il resto in famiglia. No, non è così. Si parla soprattutto, abbiamo una bimba di 7 anni e si parla soprattutto di lei. Però sono convinta che lo posso aiutare perché ho fatto anch'io l'atletica ad alto livello e quindi sono convinta di poterlo aiutare. Non è facile comunque fare atletica a alto livello. No, non è facile, sono dei sacrifici, ma sono sacrifici sempre con il sorriso sulla bocca. Ma la federazione nell'atletica supporta gli atleti e gli permette di fare questa attività a alto livello? Penso gli atleti a livello di Fabrizio sì, io non ho avuto mai grandi problemi, mi sono sempre trovata bene. Noi ci auguriamo di continuare così anche per suo marito soprattutto. Speriamo, incrociamo le dita che arrivi tra 4 anni come adesso. Emiliano Mondonico, che stasera riceverà la Sfinge d'Oro, ospite d'onore di questa serata, ma noi siamo in Toscana, pensando a lei abbiamo una curiosità. Ma lei è lombardo, ha giocato nel Torino e fa, diciamo, il tifo, è simpatizzante della Fiorentina. Ma com'è nata la simpatia? Com'è nata il suo tifo per la Fiorentina? È nata da una polo viola che avevo da ragazzo e quando avevamo l'oratorio tutti avevano le maglie dell'Inter, del Milan, della Juve e dicevano di essere del Milan, dell'Inter, della Juve. Io avevo la polo viola e dicevo di essere della Fiorentina e da lì è partito questo grande amore che si ha per la squadra del cuore. Quest'anno grande annata della Fiorentina. Io sono convinto che potevamo fare qualcosa in più. Io penso che le qualità che ha dimostrato questa squadra meritavano una classifica sicuramente migliore, però tanti applausi perché ritornare in Europa penso che sia una grandissima cosa. Però io penso che qualcosa di più potevamo anche avere. Senta, mi hanno raccontato un aneddoto, vorrei che mi dicesse se è vero. Quando lei giocava nel Torino, una volta aveva già subito un'ammonizione, la domenica dopo si fece ammonire nuovamente perché c'era un concerto poi a Milano. Me la racconta com'è andata allora? No, era la Cremonese, non era il Torino. Cremonese, Serie C, Rolling Stone al sabato sera a Milano, la Cremonese che doveva andare in trasferta
vicino a Mestre e perciò doveva partire al sabato e io mi sono fatto squalificare per andare a vedere i Rolling Stone. Penso che ne valeva la pena. Penso che se lo facesse un giocatore a mia disposizione non giocherebbe più. Io la ringrazio nuovamente e stasera è stato invitato qui a Lucca per questa premiazione, per questa festa. Credo che sia un riconoscimento, sono tanti, soprattutto non solo per lei ma direi per il Torino, perché sono tanti gli ex torinisti presenti qui stasera. Il pomeriggio sono andato a visitare Lucca, che avevo mai visto, e veramente complimenti, perché è stata una bellissima cosa vedere questa città, scoprirla e accorgersi di quanto bella sia l'Italia anche grazie a città come Lucca. Poi c'è questo affetto della gente del Toro che sicuramente è contraccambiato e che riserva a queste altre piacevolissime sorprese. Cercherò di ringraziarli nella maniera migliore, essendo me stesso. Carlo Palandri, presidente del Gragnano Sporting Club, quest'anno si festeggia il 20ennale, gioca in casa perché qui c'è stata la presentazione della squadra, ma soprattutto è la località dove è a sede il Gragnano. Allora, una stagione iniziata così e così, che propositi pensi e che risultati vengano fuori in questa stagione? Quest'anno è stato importante mettere insieme il 20° della società e mantenere questa società ancora per un'altra stagione. Abbiamo rinnovato un pochettino la squadra è in fase di assestamento, sono stati ora tutta una serie di malanni così fra virus, polline, una cosa e l'altra. Ora i ragazzi si stanno rimettendo a posto. Credo che come sempre un po' noi abbiamo fatto nella seconda parte della stagione saremo presenti anche quest'anno. Ricordiamo che nei precedenti 19 anni almeno una vittoria è sempre venuta, non possiamo smentirci proprio al 20° anno. Ce la mettiamo tutta, ora fra l'altro abbiamo avuto anche qualche problemino appunto con il rinnovo della squadra, poi un corridore lituano che doveva essere con noi poi non è ritornato per problemi suoi là e ora deve arrivare a giorni un colombiano, mi hanno garantito che è un corridore forte, ora speriamo che questo ricarichi un pochettino l'ambiente e il resto, gli altri ragazzi credo che a breve si renderanno protagonisti. La categoria è sempre più difficile perché c'è veramente dei corridori che vanno fortissimo, veramente fortissimo. Ce la mettiamo tutta e cerchiamo anche noi via via come si può di dare una zampata. Noi ci auguriamo che, ripeto, anche quest'anno venga la vittoria. Sì, intanto ho detto, tengo a far capire che 20 anni è già un bel traguardo per la società, quest'anno voglio che sia valorizzata, ci tengo che sia valorizzata la società, tutta la struttura della società che è andata avanti per tutti questi anni. Ringrazio anche Walter Mieri per essersi ricordato di questa cosa e averci premiato, dico avermi ma dico averci perché siamo stati tutti quelli che siamo stati da fare arrivare a questo obiettivo, anche per questa festa, è una bella festa, bellissima per tutto lo sport e quindi ringrazio anche Walter Mieri di questo cortese pensiero che ha avuto nei miei confronti. Allora Walter, siamo a 17 anni ma ogni anno c'è sempre qualcosa di nuovo, qualche novità, riesci sempre a stupire coloro che vengono, ma credo anche i soci onorari che fanno parte del Consiglio. I soci onorari sono la parte predominante di questa manifestazione, importantissimi perché senza quelli come Alfio, qui accanto a me c'ho un socio storico, Alfio Castiglioni, come Giovanni Lenci e tutti gli altri, non si potrebbe fare la manifestazione. È un gruppo di appassionati che condivide appunto i nostri ideali, premiamo, come hai detto bene te, diverse discipline sportive. Quest'anno abbiamo trovato degli argomenti e abbiamo dedicato il premio alla memoria di Pietro Mennea, dato che è scomparso da poco il più grande atleta di sempre dell'atletica leggera, che tra l'altro gli consegniamo la Sfinge d'Oro nel 2008. E poi c'era anche queste giovani del futuro dell'atletica, perché io penso che la Bruni e la Lanciano sono sicuramente le più grandi promesse dell'atletica italiana. Le vedremo ora impegnate a Rieti a luglio nel campionato europeo e sono convinto che si parlerà di medaglie. Sono due ragazze bravissime,
non soltanto a livello agonistico ma anche umanamente hanno tanta grinta ed esternano tanta passione. Mi fanno a volte tenerezza e le seguirò con grande impegno nei prossimi anni. Poi c'erano anche dirigenti storici del ciclismo, il pedale lucchese Poli e il Gragnano, non dimentichiamo, perché diamo sempre uno sguardo anche allo sport di casa oltre a quello nazionale e internazionale. E poi non dimentichiamo il basket con la coppia, noi l'abbiamo battezzata la più bella di Lucca, Benedetta Bagnara e Davide Parente, che si sposeranno a luglio, e poi la Bagnara è arrivata anche nella finale scudetto, che io credo che sia la prima volta che Lucca a livello di squadre arrivi in una finale così importante. Poi l'ha persa, ma insomma c'è arrivata, e un bel risultato per Lucca è stato sicuramente. Credo comunque, oltre tutto quello che hai ricordato, quello che hai presentato, i personaggi del Torino, dello storico Torino, credo che però abbiano caratterizzato veramente questa serata. Sì, era forse l'argomento principale insieme a quello alla commemorazione di Mennea. C'erano dei miti Granata, addirittura siamo andati a ritrovare anche la signora Maroso, la moglie del grande terzino, che purtroppo assieme ai suoi compagni scomparve nella tragedia di Superga del 49. Il bello era che c'erano delle persone non più giovani di età con le giovani promesse. C'era un misto stasera, diciamo, generico veramente, e il Torino poi aveva grandi giocatori degli anni 70 e 80 rappresentati questa sera, oltre ad un dirigente della società attuale, perché il lucchese trapiantato a Torino, perché non ha più neanche l'accento di lucchese, Silvano Benedetti, è attualmente anche il responsabile della scuola calcio del Torino, e poi l'allenatore fra i più amati, Emiliano Mondonico, che 2 o 3 settimane fa proprio qui in Toscana la Curva Fiesole l'ha festeggiato perché è un allenatore indimenticabile, e soprattutto riportò la Fiorentina nella stagione 2003-2004 nell'Olimpo del calcio dopo il purgatorio della B. Hai detto prima il merito dei soci onorari, però ci sono anche altri partner che ti hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione, e mi sembra, come hai già fatto in sala, giusto ricordarli. Sì, quest'anno le amministrazioni comunali di Altopascio e di Capannori sono diventati appunto partner. A parte Capannori lo fece lo scorso anno, per Altopascio si tratta di un ritorno. Hanno contribuito proprio con la pubblicità, avevano dei cartelloni in sala che sono pubblicità di piccole entità, ma per noi determinanti per allestire la manifestazione. Ogni anno abbiamo visto tanti personaggi, un impegno che richiede tanti mesi. Hai già qualche idea per la 18ª edizione? Ma non la voglio dire, perché poi ne dissi una lo scorso anno, poi non l'ho mantenuta, perché poi non è che dipende da noi, no Alfio? Non è che dipende dalla nostra volontà. Se dipendesse da noi ti scrivo già la prossima edizione. Bisogna che siano disponibili a venire coloro che interpelliamo, e poi anche conciliare i tempi, che non abbiano impegni. A volte ci sono anche contrattempi, gli imprevisti. Quest'anno siamo stati fortunati che quelli annunciati sono venuti tutti, non è mancato nessuno. E allora a questo punto, prima di chiudere, lascio a te l'ultima parola. Siamo a 17 anni, ogni anno sei riuscito a stupire perché hai sempre portato tante novità, sempre qualche cosa di nuovo e qualche tema interessante. A questo punto, ti ripeto, ti ringraziamo noi per quello che ci dai, ma credo veramente che valga la pena da te ricordare un po' di excursus di questi ultimi anni. Ma ce ne sono stati tanti, insomma, non saprei dirti qualcuno in particolare, no? Parli degli atleti, dei personaggi. O degli anni che ti sono rimasti più nel cuore. La cosa che più mi ha affascinato, diciamo, oltre alla mia passione, è vedere che tanta gente da tanti anni continua a sostenerci. Qui ce n'è uno, per dire, Alfio, ma come lui tanti altri. Finché il gruppo va avanti, l'ho sempre sostenuto, nel senso che noi abbiamo anche quel giornale Lo Sport di cui sono editore, e abbiamo questi soci onorari che lo finanziano e lo sostengano, e finché la barca va avanti non si affonda. Se non prende acqua la barca va sempre bene, no? E finché abbiamo anche lo spirito, l'entusiasmo di poter andare avanti con questo meccanismo, si farà volentieri. Grazie. Grazie. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong.
And I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just want to find you here when I start to look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave me key. I can know for just 1 second you'll be back for me. Go now, go, what's got to go? Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Ain't you the one who tried to hurt me with that back? Did you think I crumble? Did you think I lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know I'm alive, I know I'll stay alive. I got all my life to live, I got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey. E a questo punto la lunga serata vissuta qui al Country Club per il 17° premio Fedeltà allo Sport è terminata. Ringrazio Corina e Pilar che sono state sempre presenti a tutte le premiazioni. L'appuntamento all'anno prossimo. When everybody's still at my dawn of a new day, dawn of a new day.